Vabbè. Senta, parliamo invece di ospedali, di sanità, di provincia. Le farei una domanda sulla provincia, Sì. perché non si riesce a capire di che morte dobbiate morire voi consiglieri provinciali. Infatti il mandato in provincia di Venezia con il presidente Zaccariotto finirà a giugno 2014. Però in contemporanea dal 1 gennaio 2014 dovrebbe iniziare anche lo statuto della città metropolitana di Venezia. Non ci saranno le elezioni provinciali, questa è una notizia che possiamo già dare. Ok. Però non si sa se riescono a finire l'iter a livello governativo o tutto il resto, quindi potrebbero esserci anche delle sorprese. Tra l'altro Cioè, potrebbero esserci anche le elezioni. non si sa mai, perché non ci sono delle volontà certe da questo governo fino ad ora. Poi sembrerebbe che a livello così statutario vogliono fare 18 città metropolitane, tra cui anche Trieste, quindi aboliamo le province, facciamo 18 città metropolitane. E adesso Tra cui anche Trieste? Trieste. Questa è l'ultima che ho sentito dire, insomma, nell'ambiente. Certo. Per cui io non voglio polemizzare, ma togliamo le province e facciamo altri 18 Bene. città metropolitane, cosa cambia alla fine? Sotto l'aspetto organizzativo. Cambia che molti comuni non saranno rappresentati, però è finito il tempo. Ok. Alla prossima Giuliano Fogliani, grazie. Grazie. Linea ad Antonio Liberti.